Hanno forzato una finestra della clubhouse e sono entrati nei locali razziando quanto hanno trovato. Ladri in azione la scorsa notte allo stadio di rugby Quaggia in via Colelli a Mogliano. Delle persone sono entrati e hanno rubato del materiale elettronico, televisioni, impianto stereo, hanno fatto dei piccoli atti vandalici all'interno della struttura delle cucine e della clubhouse, con magari, penso, rubando un po' di materiale alimentare e delle bibite. Furto ed atto vandalico nello stesso tempo, visto che i ladri, oltre a rubare i 2 televisori da 40 pollici ed altro materiale informatico e a mettere a soqquadro i locali, non hanno disdegnato persino alcuni alimenti trovati all'interno. L'ammontare del colpo tra refurtiva e danni è ancora in corso di quantificazione. Non è la prima volta che lo stadio Quaggia viene preso di mira dai ladri. Non è la prima volta che capita purtroppo, perché anche l'anno scorso sono passati 2 o 3 volte i ladri, cosa che nel periodo passato ci obbligò a mettere le telecamere a circuito chiuso e l'allarme su tutta la struttura perimetrale. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono ora al vaglio dei carabinieri che indagano sul furto e che stamane hanno effettuato un sopralluogo allo stadio.